Va ora in onda la rassegna stampa. Ma non si può mettere ancora un'altra canzone? Un rondò veneziano strumentale. Niente. Mi ha messo la base. I due registi, Simone 1 e Simone 2, sono già lì attenti a quello che sto per dire. Devo dire. No, oggi veramente non va bene. È una cosa mia personale. Non è giusto anche mettere così sul tavolo i tuoi problemi. E non è giusto. Facciamo finta di niente, anche perché il nostro è un lavoro anche da attore, dobbiamo essere attori quotidianamente, anche voi che state uscendo per andare a lavorare. Oggi non vorrei dirvelo, ma oggi sapete che giorno è? Che cazzo, è il 31 luglio, capito? State andando a lavorare il 31 di luglio e magari ci andate anche domani, che sarà il 1 agosto. Chiaro, ciò che dico non vale per chi ci segue dal mare, dai monti o semplicemente a casa perché non ha soldi, ma al lavoro non ci va perché un po' di vacanza ci vuole. Ma non è questo il problema di Sammy Varin, non è questo. Io ho un problema, no, neanche l'operazione al cuore che ho fatto, ma ci mancherebbe, sì, con i dolorini me li tengo e fa niente, vedi che non sono mica morto. No, c'ho un altro problema. Guarda, addirittura, guarda qua, guarda, questa è la mia tazzina ecologica del caffè. Non ho finito neanche il caffè. Tu dici, stai male, hai bisogno di Acerbis. No, neanche di Acerbis. Aspetta che me lo bevo un attimo. Buono, caffè padano. Vi ricordate quando c'era il caffè padano? C'era proprio la macchinetta, la distribuivamo in tutta Italia, caffè padano. Non mi guardate come si sparo cazzate, è vero, C'è qualcuno che c'è ancora a casa le cialde del caffè padano, non marciscono mai, sempre buone. Scherzo, buongiorno da Sammy Varin, certo che va tutto bene, ci mancherebbe. Diamo subito i nostri numeri, certo, per entrare in onda, perché chi ci segue in diretta, poi questa c'è anche la replica, alle 6 di sera io dico le stesse identiche cose, qualcuno pensa, dice quel Sammy Varin però non è un po' monotono dire la stessa roba? No, mi piace ripetere, recito la rassegna stampa. Chi ci segue in diretta alle 8.33 potete farmi un WhatsApp al 340 6709 659 che è 340 6709 659. Ha detto che oggi non va bene. No, voi che mi conoscete, allora io faccio radio, ho iniziato a fare radio a 11 anni, praticamente sono vicino ai 60, quindi vuol dire che era il 1977. Chi di voi mi conosce bene, non dico dal 77 perché eravamo bambini tutti quanti, ma dai primi anni 80, forse potrebbe anche. Non è il mio compleanno, assolutamente no, non scrivete cose di quanti anni, con quante volte compi gli anni, li ho già compiuti, basta. C'è qualcosa d'altro, perché oggi Sammy Varin non si sente bene. Pronto? No, non funziona, no. Cosa avete toccato? Non mi sento bene. Allora, subito scrivetemi, se no io non vado avanti, anzi non comincio neanche. 340 6709 659. Perché Sammy Varin oggi è giù di morale, non si sente bene? Avete problemi d'amore, affari, lavoro? Mago professor Varin può aiutarvi. Oggi ho bisogno io del vostro aiuto. Lo psicologo del centrodestra mi deve aiutare, più che del centrodestra della Lega. Sto sospirando. Non puoi piangere, non puoi piangere, devi cominciare la rassegna stampa. Anzi, vuoi un consiglio? Schiaccia questo pulsante ed entra sulle prime pagine dei giornaloni, proprio sul sito del giornalone. Intanto i tuoi ascoltatori vedrai che ti fanno sapere qualcosa, perché oggi sei triste, perché oggi proprio non si ingrana. Il titolo principale dei quotidiani è la
parola che ha detto ieri il Presidente della Repubblica, che è una parola molto potente. Sarà che ci aveva un po' le palline girate forse per quello che la Russia ha fatto, l'ha dichiarato russofobo, che non vuol dire che è russa di notte, ma russofobo vuol dire che odia la Russia, come omofobo, quelle cose lì. Il Corriere mette proprio, come tanti altri quotidiani, la frase di Mattarella, che però non riguarda la Russia. Attenzione, sulla Russia è stato molto più soft. A Gaza volontà di uccidere, titola oggi il Corriere della Sera. Il capo dello Stato, antisemitismo gravissimo, la telefonata tra Meloni e Netanyahu. Vedete quanti concetti diversi, cioè lui dice a Gaza volontà di uccidere, ma anche antisemitismo gravissimo. Chi è che diceva ma anche, era Veltroni, a fondo di Mattarella. Mosca attacca al Colle, Tajani convoca l'ambasciatore. Allora c'è capeo, durante la cerimonia del ventaglio ne sono successe di tutti i colori. Citando Seneca e Sant'Agostino, il Presidente della Repubblica Mattarella ha condannato quanto accade a Gaza e la posizione della Russia in Ucraina. Qualche ora prima il suo nome era comparso tra i russofobi in una lista stilata dal Ministero degli Esteri di Mosca, ma Mattarella ha ribadito come chi governa ora in Russia abbia demolito l'equilibrio della pace. E insomma è un giro di parole molto forbito, ma comunque rende bene. Avevamo un equilibrio già un precarietto, ecco, ma così proprio abbiamo mandato tutto in vacca. E altrettanto netto è stato sulla crisi di Gaza. Disumano ridurre un popolo alla fame, e Meloni ha chiamato Netanyahu. Attenzione quindi, a Gaza volontà di uccidere. Ti ho messo sul tavolo qualcosa di potentissimo, ascoltatore di Radio Libertà, ma certamente non basta. Sempre sul Corriere le questioni dazi, intesa in bilico, già da un po' che sentiamo queste cose. Trump, il termine non sarà prorogato. Attenzione che domani il confronto sui dazi tra americani e europei si sta ingarbugliando parecchio. Da Bruxelles si moltiplicano le indiscrezioni. Le due parti potrebbero non farcela sottoscrivere entro domani l'attesa dichiarazione congiunta. Che cosa accadrebbe allora? Ieri Donald ha scritto sulla sua piattaforma Truth, che anche sta roba che ogni volta bisogna ripetere, ma c'è un contratto tra noi giornalisti professionisti, ogni volta. Cioè Trump ci obbliga a scrivere che ha scritto sulla sua piattaforma Truth, cioè ma perché ogni volta bisogna specificare che ha scritto sulla sua piattaforma Truth che la scadenza del 1 agosto non sarà prorogata? Io ci scherzo, ma chi fa affari con l'America, e ce ne sono insomma di piccole e grandi realtà imprenditoriali, cioè, posso essere volgare, e si cagano addosso, Cioè, è una roba che uno non è normale questa, però stiamo vivendo tutto il contrario di tutto, ragazzi, quindi non dobbiamo assolutamente stupirci. Sorridete anche voi come Sammy Varin sta facendo oggi. Mi viene da piangere, però c'è ancora del caffè qua. Non sono riuscito a finire il caffè. No, c'è qualcosa che non va, però non l'abbiamo ancora scoperto. Non abbiamo ancora scoperto cosa c'è che non va, e allora vado su Repubblica. Attenzione, ecco il titolo: Mattarella, a Gaza volontà di uccidere. È identico a quello del Corriere, però anche questo insistere, questa è un'azione che poi corrisponderà a una reazione. Il titolo più grande dopo Powell non abbassa i tassi, l'ira di Trump, e siamo anche noi piuttosto arrabbiatini, che vorremmo che la BCE guardasse in alto e magari guardasse noi che paghiamo il mutuo, invece pare che abbiano già smesso con l'abbassamento dei tassi. Con il 6 in condotta arriva l'esame di cittadinanza. Attenzione, questa è un'altra notizia interessante, visto che tutti abbiamo dei figli, qualcuno ce l'ha, dei nipoti, dei pronipoti. Attenzione a come si comportano durante l'anno i vostri figli, nipoti, pronipoti, perché se fanno cavolate
Tutto poi ritorna, se il successo non è gigantesco quando arriva il mese di giugno, e potrebbero essere rimandati in cittadinanza. Che cosa vuol dire? Chiaramente lo scopriamo solo vivendo. Se vi dico tutto quanto, poi girate su Radio Popolare o su Radio 24, non mi sentite più, ma siamo matti, ma non se ne parla neanche. Ancora quotidiani, la stampa, Gaza, c'è ostinazione a uccidere, ok? Allora, Corriere Repubblica, volontà di uccidere. La stampa, c'è ostinazione a uccidere. La frase del presidente Mattarella. Effetto Dazzi, l'economia italiana va sotto zero. Oggi, ragazzi, leggi la stampa e porti sfiga. Il ministro Giorgetti: le tariffe al 15% ci costeranno mezzo punto, ma la crescita degli Stati Uniti vola a più 3%. Brusca frenata per l'economia italiana nel secondo trimestre del 2025. Secondo l'Istat, da aprile a giugno il PIL ha registrato una contrazione dello 0,1%, flessione attribuita principalmente all'incertezza legata ai dazi. Il ministro Giorgetti ha spiegato che le proiezioni del governo per il 2025 rimangono confermate con una crescita stimata dello 0,6. Quindi alla fine capisci che bisogna essere proprio comunisti per fare i conti che fa la stampa. Scherziamo, ci mancherebbe altro, eh. Mattia Feltri, il suo buongiorno si intitola, tanto per tornare sull'argomento, Dal fiume al mare. E lo leggiamo, calma, non c'è fretta. Dove volete andare? Avete impegni? Ma per niente. Io, guarda, c'ho un impegno tra 3 minuti perché c'è qui Parlamento, ma poi ritorno e vi leggo tutto e vi assicuro, guarda, mi cascasse la cosa qui del caffè, che se mi casca, ragazzi, andiamo tutti in cortocircuito, non vi farò annoiare neanche oggi. Con molta fatica perché ti ho detto non sono in forma oggi, c'è qualcosa che non va e non l'abbiamo ancora scoperto, non l'avete ancora scoperto. Qualcuno mi sta scrivendo al 340-6709-659 cosa ti è successo, Sammy Varin? Eppure i registi sono tranquilli, sono normali, mi guardano con la solita faccia dicendo povero deficiente. Vuol dire che alla fine sono normale, ma c'è qualcosa. Vai in pensione, fate gli spiritosi, dai. Dove vado? Il Fatto Quotidiano, no, giustamente, buttano 42 miliardi in armi e il PIL precipita a meno 0,1%. Disastri. Con Meloni, boom di spesa militare e crescita sotto zero nel secondo trimestre. Fantastico il Fatto Quotidiano, ragazzi. Oh, che memoria. Mentre Conte, no, lui niente soldi in armi, no. Salari a meno 9% nel 2021, stime riviste all'ingiù. In Unione Europea peggio dell'Italia soltanto la Germania. Questa, ve l'ho detto, è la prima pagina del Fatto Quotidiano, ma c'è anche Mattarella che dà 3 sberle al governo che lo sfida. Completamente diverso la titolazione rispetto agli altri quotidiani. Stroncate le mance del decreto fiscale e altre norme del decreto sport, che per Abodi era blindato. La destra così ci fa opposizione, poi il Colle accusa la maggioranza per lo stallo della vigilanza Rai. Sconfortante. Questo è il Fatto Quotidiano di quest'oggi, per voi chiaramente gomblottisti pentastellati, questo ed altro. Scusatemi. Mi è capitato sott'occhio il titolo del Messaggero. Hai presente Superman con la criptonite? Ecco, io... allora, il titolo... in taglio alto è Gaza, lo sdegno del Colle, ostinazione a uccidere. Ok, qui ci siamo ed è giusto e sono d'accordo. Ma sotto, ragazzi, sotto, chi ci sta guardando in radiovisione, anche sulla app, cliccando
cliccando canali in alto a destra potete scegliere se ascoltare Radio Libertà o guardare Radio Libertà. Addirittura sul sito radiolibertà.net vi vengono fuori le prime pagine che sto proiettando. Anche su Facebook e su YouTube la stessa cosa. Salutiamo gli amici leghisti celoduristi sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. E adesso ve la devo dire sta notizia però, anche perché l'abbiamo voluto un po' tutti all'interno del centrodestra e non soltanto. Che cosa sta per dire Sammy Varin? Che cosa è successo ieri? Che tanto lo ha turbato? Ma è anche giusto che accada, perché comunque laggiù succede di tutto ogni giorno, ci sono ogni giorno decine di manifestazioni, è veramente un posto grande con grandissimi problemi. Ieri c'è stato il giubileo dei giovani, avete capito? Sì, avete capito, con 2 romani in regia, cosa vuoi che faccia? Non sei romano, sei barbuto ma non sei romano, va bene. Ok. Non c'era qui Parlamento, no? 8:50, la gallina canta, perfetto. Il Messaggero di Roma, perché il Messaggero è di Roma, signori, titola in centropagina in neretto, un neretto bello nero, proprio nero: Roma, i poteri di una capitale. E qui me ne vado, arrivederci, alza la base, sospendiamo le trasmissioni, sospendiamo. No, non vado avanti. Mi piace questo tanto c'è la base, no? Cioè, perché tu pensi che gli ascoltatori gli basti una base per sopravvivere? Sì, è questo, ok, va bene, lo ammetto. Io non lo so se mi licenzieranno dopo questa mia meditazione, però è giusto, è giusto, quando uno non sta bene, è inutile nasconderlo. Sammy Varin oggi non sta bene, ok? Ho finito anche il caffè, ma non era buono, non era il solito caffè padano. Perché? Perché da oggi diamo più poteri a Roma Capitale. Ma guarda quanto è scemo Sammy Varin. Ti senti forte? Va. Gli sono venuti i muscoletti a Simone 2, signori. Ma dove sei andato? In palestra durante la notte? Via libera del governo a una... Cioè, i battiti che aumentano, mi provi la pressione un attimo, che c'è. Via libera del governo a una riforma costituzionale condivisa, signori, condivisa, non c'è la divisa, condivisa nel senso che siamo tutti d'accordo, tranne Sammy Varin. Vabbè, ma il Sammy Varin sta scherzando, lo sapete, è un giocherellone. Potere legislativo al Campidoglio. Cioè, il Campidoglio può farsi le leggi che vuole, capito? Meloni dice città speciale non può avere le regole di un paesino. È vero, siamo già riusciti a far capire a certi nell'Interland di Roma che non sono in alta montagna. E già lì ci abbiamo messo un po' col decreto montagna, la legge della montagna abbiamo spiegato con le buone, perché sai, con i romani bisogna essere gentili. Che insomma, se c'è un sopralzo non ti trovi in alta montagna, perché altrimenti quelli godevano dei benefici anche della montagna. Adesso si possono fare le leggi che vogliono, per cui decideranno che se vogliono sono in alta montagna anche al Squilino. Meloni, città speciale non può avere regole di un paesino. Gualtieri, bene, ma mancano fondi. Oh ragazzi, noi non c'entriamo, che non vengano a chiedere soldi al nord con la T finale. Va bene, ok, sono nudo, il re è nudo, il giornalista è nudo, ci fermiamo perché c'è qui il Parlamento e qui e lì e il Parlamento è qui con Giorgia Andreuzza, ci mancherebbe altro, non scherziamo più. Però vorrei approfondire questa cosa, ragazzi.
340 6709 659. Ditemi se anche voi state male, ma sono una roba psicologica, capito? Perché diamo più poteri a Roma, che gliene avevamo già dati un pochettino, perché quel poco di federalismo che abbiamo tirato fuori gliel'abbiamo dato a Roma. Quindi siamo davvero altruisti, francescani, romani, vi vogliamo bene, vi amiamo. Un tempo avevamo messo il poster con il Colosseo che bruciava, vabbè, sono quegli errorucci compagni che sbagliano, no? Eravamo noi della Lega e scrivevamo Milano Capitale, capito? E io ho la maglietta ancora a casa con scritto Milano Capitale e ci va in giro mio figlio, ma solo per la casa, sì, come no. Basta, chiusa la parentesi, sta insistendo Sammy Varin. Qui Parlamento, ci ritroviamo alle 9. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario Bergamotto, onorevoli colleghi. Oggi siamo chiamati a discutere e ad approvare un provvedimento fondamentale per la tutela e il rilancio del nostro sistema produttivo e sociale. Con questo decreto, il numero 92 del 2025, diamo un segnale di serietà e di responsabilità da parte del Governo e della maggioranza, che hanno saputo affrontare con decisione e concretezza nodi cruciali che altri in passato hanno preferito ignorare o addirittura peggiorare. Nel corso dei lavori parlamentari al Senato, in Commissione e in Aula, il contributo della Lega è stato determinato, mai ideologico. La Lega è intervenuta per rafforzare il testo e abbiamo ottenuto dei risultati importanti, migliorativi, in linea con il nostro approccio fondato sull'equilibrio tra la tutela del lavoro, la difesa dell'ambiente e lo sviluppo industriale. È un equilibrio che abbiamo perseguito con coerenza in ogni passaggio ed è la caratteristica della nostra presenza in questa maggioranza. Il testo si articola in 3 capi, affronta tematiche importanti che vanno dal sostegno dei grandi poli produttivi e delle imprese in crisi, come l'ex Ilva, la moda, l'industria strategica del nostro Paese e le misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali. Uno dei temi centrali del decreto è ovviamente la situazione degli stabilimenti ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia. Possiamo confermare che la Lega ha sempre mantenuto una linea chiara, sia la bonifica, sia la sicurezza ambientale, sia la salute, ma anche sia alla tutela della produzione nazionale di acciaio, sia il lavoro, sia la continuità industriale. Questo lo vediamo già dal capo primo del provvedimento, dove vengono trattate misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione, in particolare l'articolo 1 che prevede disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva. Nello specifico, il Governo interviene con un finanziamento straordinario fino a 200 milioni di euro per il 2025, destinato a garantire il funzionamento degli impianti ex Ilva, oggi sotto amministrazione straordinaria. I fondi saranno usati per coprire spese urgenti legate alla manutenzione, alla sicurezza industriale, all'ambiente e al personale. La restituzione di questa somma dovrà avvenire entro 5 anni dalla concessione oppure entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, con priorità rispetto ad altri creditori, anche derogando al codice della crisi d'impresa. È una misura concreta, necessaria e non rinviabile e abbiamo lavorato in Commissione affinché fosse chiaro che queste risorse servono per sostenere una strategia industriale nazionale, dandone continuità e rilancio. Per anni abbiamo assistito a una gestione dell'ex Ilva che definire fallimentare è un eufemismo. Un'azienda che era pienamente operativa, che dava lavoro a migliaia di persone, è stata travolta da decisioni ideologiche, populiste, da atti di ostilità politica camuffati da ambientalismo e da un intervento pubblico debole, privo di veri poteri. È un fatto che i governi a guida centrosinistra, in particolare il Movimento 5 Stelle, hanno contribuito in modo determinante al disastro. La Lega ha invece sostenuto tutte quelle misure utili per mettere le condizioni affinché l'impresa possa tornare a investire, a produrre e a dare lavoro. Riteniamo che l'acciaio prodotto in Italia sia essenziale per la nostra autonomia strategica, serve per l'edilizia, per l'automotive, per le infrastrutture, perfino per la difesa nazionale. Pensare che l'Italia possa farne a meno è semplicemente irresponsabile. Ed è proprio questo il punto. La Lega ha sempre difeso un approccio realistico alla transizione ecologica. Non ci serve un ecologismo da salotto, non possiamo accettare ricette fatte di chiusure e stop alla produzione.
Noi crediamo in una transizione sostenibile e compatibile con l'occupazione, con l'industria, con le filiere strategiche. Ecco perché il finanziamento previsto dal decreto per favorire gli investimenti produttivi del polo siderurgico e la semplificazione procedurale descritti nell'articolo 2 e 3 sono parte di un disegno coerente che guarda al futuro. Ritengo importante ricordare anche l'articolo 1 bis, introdotto durante l'esame al Senato, che prevede l'introduzione di nuove regole che rendono praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare l'attività produttiva nell'area del polo siderurgico di Piombino, oggi classificata come sito di interesse nazionale. Vorrei poi soffermarmi su un altro aspetto su cui la Lega ha avuto un ruolo determinante che merita grande attenzione: il tema del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Infatti, il secondo capo del provvedimento, il lavoro, torna al centro. Con l'articolo 6 vengono introdotti sgravi per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa e attivano la cassa integrazione straordinaria. In questo non dovranno pagare il consueto contributo addizionale, normalmente dovuto per il periodo di sospensione o riduzione del lavoro. Non possiamo chiedere tasse a chi sta cercando di salvare posti di lavoro. Il beneficio è limitato per le aziende che non avviano procedure di licenziamento collettivo durante il periodo di utilizzo della cassa integrazione. Con l'articolo 8 diamo 6 mesi di cassa integrazione in più alle imprese in via di cessione. È una misura di giustizia con l'inserimento di giuste regole, un ponte per quei lavoratori che stanno nel limbo tra la chiusura e la ripartenza. Sappiamo tutto quanto siano cruciali i momenti di crisi industriale o di transizione economica. Per questo l'articolo 10 è previsto un intervento di integrazione salariale di alcuni settori. Per il 2025 si estende a tutto l'anno la possibilità per le microimprese fino a 15 dipendenti del settore moda, includi il tessere, la pelletteria, l'abbigliamento, il calzaturiero, il conciario, di accedere a 12 settimane di trattamento di integrazione salariale anche in deroga ai limiti ordinari. Ebbene, grazie all'azione anche della Lega è stato introdotto l'articolo 10 bis, che rappresenta un punto di svolta per il mondo del lavoro. Viene introdotta una disciplina speciale valida dal 1 luglio al 31 dicembre 2025 per fronteggiare situazioni eccezionali legate al clima, in particolare ondate di calore o intemperie. Le imprese edili, lapidi e affini potranno accedere alla cassa integrazione ordinaria anche se hanno già superato i limiti massimi di durata, se le sospensioni sono dovute proprio a eventi climatici esterni. Poi un'importante misura viene introdotta per i lavoratori agricoli. Parliamo della CISOA, la cassa integrazione per operatori agricoli, che da anni era accessibile solo ai lavoratori a tempo indeterminato. Con questo provvedimento, per la prima volta, in modo chiaro e netto, si estende la CISOA anche ai lavoratori stagionali agricoli colpiti da eventi climatici esterni. È un risultato che rivendichiamo con orgoglio, è frutto di un confronto serio, di un'attenzione vera delle difficoltà di migliaia di braccianti e lavoratori in condizioni spesso durissime, esposti al sole, alla grandine, a piogge improvvise. Il cambiamento climatico è una realtà. Non è solo una norma, è un principio di giustizia sociale. Ogni lavoratore, a prescindere dal contratto, ha diritto alla sicurezza, alla tutela e alla dignità. È una battaglia di civiltà che la Lega ha portato avanti e che oggi entra nel cuore del provvedimento e in questa fase transitoria. E ovviamente potrebbe anche diventare strutturale. C'è poi l'articolo 10 ter, che prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari che ricevono l'assegno di inclusione e che si trovano nel mese di sospensione obbligatoria previsto dalla normativa vigente. Anche qui la Lega ha detto: non possiamo lasciare le famiglie senza sostegno nemmeno un mese. È una misura che nasce dal buonsenso e dal rispetto verso i più fragili, un'attenzione responsabile per il sociale. Colleghi, quello che emerge con forza da questo decreto è che la Lega è una forza di governo solida, concreta e vicino al territorio. Ringrazio i colleghi di commissione al Senato che assieme al governo hanno lavorato con spirito costruttivo per migliorare ulteriormente il provvedimento. Abbiamo contribuito a migliorare il testo rendendolo più efficace, più vicino alla realtà vissuta dai lavoratori delle imprese. Abbiamo dimostrato ancora una volta che si può governare difendendo l'ambiente e tutelando il lavoro, proteggendo la salute e rafforzando l'industria, aiutando chi ha bisogno e valorizzando chi investe. È una sintesi difficile ma possibile.
Tutte queste misure non sono singoli provvedimenti slegati, sono tasselli di una strategia più ampia che si inserisce in un quadro di governo coerente e positivo. Qui non posso che ricordare i 1000 giorni di governo che abbiamo superato in questo momento e che nessuno ha mai raggiunto. I 1000 giorni del governo di centrodestra ha restituito credibilità, stabilità e crescita al Paese. I numeri parlano di 1 milione di nuovi posti di lavoro, mai così tante donne occupate. È una rivoluzione silenziosa, fatta di lavoro stabile, dignitoso e qualificato. Ricordo che lo spread è sceso da 236 a 89 punti basi, il livello più basso degli ultimi 15 anni. La fiducia degli investitori sta tornando, sono numeri che non nascono a caso, ma da politiche economiche serie e realistiche. E sul fronte delle imprese questo governo ha attratto 80 miliardi di investimenti esteri e abbiamo recuperato 65 miliardi di evasione fiscale in 2 anni. Ricordo che abbiamo ridotto il cuneo fiscale e riformato l'IRPEF, grandi battaglie a cui la Lega ha contribuito, rinnovato contratti pubblici, aumentato le pensioni minime e sostenuto il potere di acquisto. Anche sulla sicurezza abbiamo avuto dei risultati, 41.790 nuove assunzioni tra le forze dell'ordine e vigili del fuoco e un calo del 37% degli sbarchi dal 2022. La Lega è parte essenziale di questo percorso, lo è in Parlamento dove lavora con rigore e serietà e lo è al governo con i nostri ministri, i nostri sottosegretari che ringrazio, dove porta buonsenso, esperienza amministrativa e vicinanza al territorio. La Lega si impegna a risolvere i problemi, lo fa ogni giorno a fianco dei lavoratori, imprenditori e delle famiglie. Colleghi, questo decreto fa parte di un percorso più ampio di rilancio produttivo, transizione industriale e valorizzazione del lavoro. Votare questo provvedimento con convinzione significa dare forza a un'Italia che non si rassegna, un'Italia che vuole produrre, innovare e crescere, un'Italia che crede in se stessa e nelle sue potenzialità. Io per questo motivo concludo e già preannuncio che in aula voteremo favorevolmente a questo decreto. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. November the 6th, late in the morning is a beautiful day, and my Jeep is gliding gently on this road tomorrow. Maybe a room to talk to. No traffic at all, it's hard to believe, as the color of the season are surrounding me and lots more things. Finding my way. Sunny day on another day, it's even better when sometimes you get what you want. We don't expect it and just look around, take it down, open your arms to embrace it all. Sunny day, it's another day. It's even better, you're the only one. Take it all, have faith in yourself. So just look around, take it down, open your mind to see. As I think about 2 days before, it was stormy and rainy. My door was closed, nobody could come in, and I couldn't go inside. Sometimes it's funny how a situation changes in a blink of an eye, and you realize that nothing has changed, nothing but you.
sunny day on another day. It's even better when sometimes you get what you want. We don't expect it, just look around, take it down, open your arms to embrace it all. Sunny day, it's another day. It's even better, you're the only one. Take it all, have it in yourself, so just spin around, take it down, open your mind to see. It ain't what you do that will change your trail, but it's how you do that will change your way. Ah, bella, bella, bella. Questo è un countryman, signori. La sua è musica western. Come si chiama? Si chiama Chris Montello, Autumn Day, dall'ultimo mini album, tutto da ascoltare, signori, se siete amanti del genere country, anche perché non lo passa proprio nessuno. Chris Montello, Autumn Day, con il buongiorno rinnovato, 6 minuti dopo le 9 del mattino. C'è anche oggi Sammy Varin, ma ve l'ho detto, oggi non sono in forma e vi state sbattendo come matti. Vi ringrazio al 340-6709-659 per scoprire che cos'è successo, che ha preoccupato Sammy Varin o che semplicemente lo ha fatto capito, è proprio così. Buongiorno Sammy, ho cercato con Grok se in passato oggi è successo qualcosa, ma nulla. Mi dice che trasmettevi con una radio da mezz'ovate e facevi le dediche alle compagne e compagni di classe. Poi non ho trovato altri eventi strani, per cui la mia conclusione è che ti senti male perché non hai il coraggio di dirci che inizi a lavorare per Radio Popolare. E che ridono i nostri registi. Stefano li ha fatti ridere e poi no, Stefano l'ha scoperto. Ah, è la Meloni che ha fatto l'autonomia differenziata solo per Roma. È proprio quello il motivo, ragazzi, è proprio quello. Però io ci scherzo, ma è giusto, ci voleva, ci doveva essere. Cioè, avete visto ieri che casino il giubileo dei giovani a Roma, alla fiera, un casino, ragazzi, e c'erano tutte le spine per ricaricare i telefonini. Guarda che mettere tutte le spine per ricaricare i telefonini, e cioè, se non c'hai un po' d'autonomia, cazzo, allora viene fuori un casino veramente. Oh! Invece che prendersela perché Roma è trattata come una capitale, cosa che è, la Lega farebbe bene a proporre un candidato sindaco capace per il dopo comunista Enetto Gualtieri. È vero, mi pare che di marcio ce n'è abbastanza anche a Milano. Antonia, ti faccio la specifica. La Lega non ha mica fatto nessuna protesta, anzi è giusto che Roma abbia l'autonomia. Io ti parlo chiaramente da tessera RIA 1987 e giustamente uno dice cavolo, ma che ci eravamo già passati, avevamo già dato autonomia a Roma, piccioli soldi, ma si vede che se li è fatti fuori tutti. Adesso gli diamo un po' più di lo so, vabbè, Roma di poteri ne ha già troppi, di cui oltretutto non deve rendere conto a nessuno. Hai visto? Hai visto? Lo ha scritto anche Bruna. Sammy, tutta l'autonomia ottenuta e dare indipendenza e fondi a Roma? Ma guarda la Borgatara. Chi è la Borgatara? Non so proprio di che cosa sta parlando, signori. C'è anche un messaggio audio, sentiamo sul cursore. Buongiorno, sono Pier. Dunque, due cose. Allora, la prima, Roma capitale. Nessuno può mettere in dubbio che la centralità della storia passa da Roma, quella Roma, no? E quindi è evidente che chi detiene Roma deve considerarla come tale. Senza Roma non ci sarebbe stato nulla, né Milano, né Bologna, né Torino, né Venezia, tutto quello che vuoi. Quello che non può passare è quella che noi qui diciamo la pugnetta, cioè di nuovo chiede dei soldi. No, caro, ti fai le tue leggi,
fai la città-stato e t'arrangi. Allora io c'entro relativamente, ma quello che un pochino più mi preoccupa è il fatto che questa cosa doveva uscire mentre si dava anche le autonomie alle regioni, che invece ne hanno tanto bisogno per poter evitare lo sperpero dei soldi che viene fatto appunto da Roma, non Roma cittadino, ma Roma potere. Seconda cosa, Mattarella dice che l'esercito israeliano, quindi gli israeliani, hanno piacere ad uccidere. Io non ne sono convintissimo. Tenete conto che l'esercito è formato da ragazzi e ragazzini sui 19-20 anni che combattono, non credo, con l'odio e il rancore che invece vedo da altre parti. Certo che se fosse sarebbe un pochino sarebbe da spaventoso, perché non ce l'aspetteremmo dagli ebrei. Seconda cosa, molto rilevante, attenzione ai dati sui morti. Questi bollettini vengono emessi da autorità che non esistono, dai terroristi di Hamas, e quindi sono tutte farlocche. Sicuramente c'è qualche situazione molto simile, ma è una guerra. Bisogna trovare il modo di farla finire, e per farla finire bisogna riconoscere lo Stato palestinese. Dove? Ecco. Dove esiste ancora uno Stato palestinese? Però, nostro ascoltatore, vedi come sono veri editorialisti i nostri ascoltatori. Siete ancora in tempo, inviate un WhatsApp al 340 6709 659, anche audio, anche video, dite quello che volete sulle notizie. Ha detto bene il nostro ascoltatore. Allora, io ho fatto tutta questa sceneggiata, dispiaciuto perché Roma capitale ha ottenuto più autonomia. È chiaro che, ragazzi, ma sono ben contento, è giusto che sia così. Ma perché ho fatto questa sceneggiata? L'ha detto il nostro ascoltatore, perché c'è sotto qualcosa. È chiaro che adesso bisogna fare qualcosa per l'autonomia delle regioni del nord. Caro Romanello che mi guarda, Monello Romanello mi sta guardando, voi cosa ha da dire? Ma d'altronde Roma caput mundi, mi spiace. Chiudili il microfono, per favore. In regia Stefano, Simone 2 non ha più il potere di parlare. Guarda che ha detto bene questo ascoltatore. Adesso ci vuole qualcosa per il nord e saranno obbligati a farlo, perché siamo una coalizione di centrodestra al governo e quindi do ut des. Non parlo bergamasco, è latino. Tanto per ritornare, no, e quindi arriverà la buona notizia. Mago Varin, la buona notizia arriva, signori. E vedrete se non sarà così. Vedrete. Aspetterei a dare al Comune di Roma la facoltà di fare leggi solo quando si saranno estinti i giallorossi. Io amo la nostra Caput Mundi, la sua storia, l'immensità della sua arte. I giallorossi ne causerebbero la fine. Attenzione, la vedo già inondata di banchi a rotelle Roma, che sono ancora lì da qualche parte, ma ci sono, signore. Stiamo scherzando, ma mica poi tanto, e mi state inondando di messaggi e mi fa piacere, perché vuol dire che avete un cuore leghista che batte alla grande, e sapete che arriverà una notizia certamente nei prossimi giorni che riguarderà: 1, l'autonomia differenziata; 2, Luca Zaia and Company, candidature per il centrodestra a favore della Lega. Ditemi se non sarà così. Mago Varini, io non ci sarò più, signori, non sono Gesù Cristo che muore, no? Non ci sarò più da mercoledì in poi, e mi fermo per il mese di agosto, torno il 1° di novembre, dicembre, gennaio, il 1° di settembre, ma ditemi se non sarà così, e lo so che me lo rinfaccerete, questa è una roba che mi rinfaccerete. Mi fermo, ma devo assolutamente tornare a leggere le prime pagine, perché giustamente oggi dite: ma che strana rassegna stampa, perché di solito come la fai? Allora, abbiamo letto il Messaggero, Roma i poteri di una capitale, ok? La Verità, per fortuna, ci porta da un'altra parte come titolazione:
Le ricette suicide della sinistra sui dazi strillano ma non sanno di che parlano. Cosa accadrebbe se li seguissimo? Schlein, Conte, Zingaretti, Nardella, i 4 dell'Apocalissi attaccano la Meloni e invitano l'Unione Europea a infliggere contro tariffe agli Stati Uniti, mossa che pagherebbero solo i cittadini europei. Noi dei servizi delle big tech non possiamo fare a meno, loro di auto e vini rossi sì. Centropagina, attenzione per voi gomblottisti, solo la verità quest'oggi, neppure Ursula crede alla propria innocenza sul caso dei vaccini Pfizer, ma vedrete poi all'interno che cosa racconta il quotidiano La Verità. L'urlo di Leone il Papa, strage di cristiani nel silenzio. Ogni giorno cattolici vengono massacrati per la fede, 40 martedì in Congo. L'Occidente si commuove giustamente per i bimbi palestinesi, però per loro soltanto indifferenza. Il Papa non ci sta e alza la voce. Strage di cristiani. Dalla Verità al quotidiano Il Giornale. Putin sfida Mattarella, il Quirinale rilancia, accusa il presidente russofobo, la politica fa quadrato, il Colle, Mosca, un macigno sull'Europa. Attenzione anche sul Giornale questa terribile notizia, Roma capitale nella carta scritto maiuscolo, quindi in Costituzione, quindi ci vorrà avanti in Camera, Senato, cicca, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge costituzionale che amplia i poteri di Roma capitale. Si tratta di una riforma che riconosce la specificità e l'unicità della capitale, che non essendo una città come le altre, non sarà più governata con gli stessi strumenti previsti per tutti gli altri comuni, quindi potrà legiferare su 11 materie. Libero. Forza Italia avrà un nuovo manifesto, virgolettato, oggi l'intervista a Tajani, 2 paginoni giganteschi ed infiniti sul quotidiano Libero, il vice premier, un'altra carta dopo quella del 94 per dare identità forte al partito, rivolta anche al centro, allarmismo sui dazi, CDP a stime diverse, CDP tutti sanno cosa vuol dire chiaramente, siamo sempre sul Libero, che poi ve lo dico, rivolta animalista, senti questa con Alessandro Gonzato, la lotteria del PD con gli animali vivi. Allora, abbiamo già parlato di quello che succede a Bologna, signori, è il menù halal nelle scuole e gli animalisti zitti. Che fine hanno fatto gli animalisti? Li hanno mangiati a Bologna? La lotteria del PD a una delle feste, chiaramente, con la pasta asciutta antifascista, tutte queste cose di somministra, tu le mangi, no? Distribuisce a un certo punto con la lotteria degli animali vivi, in questo caso dei pappagalli, che è vietato regalare e vendere in questi eventi, in queste situazioni. Nessuno ha fiatato, ragazzi. Ne parliamo intanto. Giustamente, se dobbiamo metterlo il dito nella piaga, lo diciamo. Stefano 2, per favore, vieni qua un attimo, vieni qua da me, perché no, è giusto, fagli spazio, deve venire, questo la devi leggere tu, leggerlo tu, vieni qua al microfono, fatti vedere, lo devi riprendere, lo devi far vedere, perché signori, lui è romano, giustamente, nato a Roma o forse nella zona. Buongiorno Stefano, buongiorno. Grazie naturalmente per quello che stai facendo in questi mesi. Stefano sta imparando, tra virgolette, perché comunque è già bravissimo in regia. Io lo chiamo Stefano, voglio chiamarlo Stefano, chiamo Stefano, sta imparando Stefano perfettamente, Simone 1 e 2 in regia, e Simone 1 ha imparato, che è più bravo di me, Simone 2 ci siamo praticamente. C'è questo problema, sei di Roma, nato a Roma o dove esattamente? Nato a Roma, orgoglioso. Bene, basta così, ok, puoi anche risederti. No, devi leggermi il titolo del quotidiano Il Tempo, che è un quotidiano romano che io ormai avevo assimilato a me stesso, perché io amo il quotidiano Il Tempo, ogni giorno parla di argomentazioni stupende, parla di quello che penso, ma il titolo io proprio non riesco a pronunciarlo. Vuoi dirlo tu? Gliel'avemmo fatta. Grazie, si può riaccomodare Stefano e Simone naturalmente.
è una specie... No, ce n'est pas français. Je l'avemo fatta, no, yeah, bisogna dirlo. Wow, yeah. Gliel'avemo fatta. Il governo vara la legge su Roma Capitale. Meloni, investiamo sul futuro della nazione. Tajani, battaglia di Berlusconi. Ti immagini se non era battaglia di Berlusconi. Bene così. Sì, dai, basta scherzare, giusto, abbiamo riso, scherzato, però queste cose ci volevano, e per fare in modo che Roma riesca a lavorare un po' meglio, capito? Chiaro che tutto questo poi dipende da chi dà in mano il potere di fare leggi, però in questo modo non poteva più andare avanti Roma. Si cambia argomento su Avvenire, anche questo è potente come in titolo, riconoscer, tra parentesi, sì. Cosa vuol dire ciò? Che qui dobbiamo riconoscere la Palestina. Ce l'ha detto anche un ascoltatore prima, se iniziano a dirlo anche i nostri ascoltatori vuol dire che cosa significa riconoscere la Palestina? Quale segnale fortissimo potrebbe essere per i palestinesi, per gli israeliani, che poi anche questa cosa non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, vi siete accorti? Cioè, allora, se sei israeliano sei un assassino, Se sei un ebreo, se porti la keffia, quella cosa lì, sei un assassino. Se sei un palestinese, sei un terrorista. Vi siete accorti questa cosa che stiamo generalizzando un po' troppo? Se sei russo, hai attaccato l'Ucraina, ecco, bastardo, eccetera. Dobbiamo darci una registratina, forse, però Avvenire si fa portavoce del legittimare lo Stato di Palestina. Come legittimare lo Stato di Palestina, non Hamas, quindi attenzione, la Palestina non è Hamas, però tutti ci chiediamo e come mai questi non abbiano mai fatto niente contro Hamas. Tu dici, ma anche giù al sud Italia c'è la mafia, 'ndrangheta, Boeing, BDB Boeing. E come mai questi non fanno niente per liberarsene? È un paragone scemo, perdonatemi, però anche quella ammazza, è Benino che ammazza anche. Vabbè, come legittimare lo Stato di Palestina, non Hamas, può aiutare la convivenza pacifica. Il dibattito è qui e ognuno dice la sua, è il momento, no è un errore, Mattarella che dice da Israele ostinazione a uccidere. Voglio la vostra, signori. Questa è una radio come essere in piazza, tutti pelati ma con in mano il microfono. Scrivetemi 3406709659. Voglio un vostro parere. Legittimare la Palestina che non esiste. Chi la comanda? Quali sono i confini? Chi la abita? Ma sarebbe una mossa giusta in questo momento? 3406709659. Non si vince assolutamente niente, non pensate, non vi do in regalo gli uccellini in gabbia come fanno quelli del PD. Siamo persone serie, soprattutto siamo animalisti quelli veri, non soltanto quando c'è da attaccare la Lega. Vergogna. A Bologna nessuno dice niente sulla dieta halal, gli animali sgozzati muoiono affogati nel loro stesso sangue, e gli animalisti dove cazzo sono a Bologna, me lo dite? E gli uccellini distribuiti alle pastasciutte antifasciste dal PD, anche lì, no, sono in buona fede, non hanno fatto errori, dicono. Siamo sul Corriere, signori. Giorgetti fa i conti. Le nuove tariffe peseranno fino a mezzo punto di PIL. Giro la pagina. La strategia del governo per arginare gli effetti. Sì al fondo UE sul riarmo. Attenzione, perché qui non siamo tutti d'accordo. Cautela negli incontri a Palazzo Chigi, manca ancora il testo definitivo. Non è d'accordo ad esempio la Lega su questo fronte, Claudio Borghi Aquilini sui suoi social, ma anche intervistato, non è per niente d'accordo.
le sensibilità nella maggioranza sono diverse, i leghisti sono taglienti, citofonate e Ursula, i salviniani fanno qualche fatica a nascondere il gusto che provano per le difficoltà della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Non è il Fatto Quotidiano, è il Corriere questo. Del resto il capo dei senatori Massimiliano Romeo lo dice a chiare lettere, rivolto ai banchi dell'opposizione, che dal giorno dopo la stretta di mano tra Trump e von der Leyen è all'attacco serrato della premier Meloni. Il capogruppo finge di stupirsi. Ma come? Voi della sinistra non chiedevate a Meloni di affidarsi a von der Leyen? Questo è il risultato. Punto. Sinistra contro l'accordo di von der Leyen? L'intervista sul Corriere è a Fidanza, capogruppo di Fratelli d'Italia a Bruxelles. Sinistra contro l'accordo di von der Leyen? L'hanno voluta loro. A Giorgia accuse ridicole, mezza pagina, tutta da leggere. Il Corriere si occupa poi di Ricci, interrogato per 5 ore. Oh, era abbronzato, eh. Il mio contributo alla verità, torno in campagna elettorale. E un po' più in basso la Toscana. In Toscana c'è fiducia su di me, improbabile tornare indietro. Il Dem Giani e la ricandidatura, qui posso unire il centro-sinistra. Quindi l'intervista di Giorgio Bernardini a Giani, però la gigantografia è di Ricci. Giani è in piccolo piccolo, che però ci basta, ci mancherebbe altro. Marche, l'ora delle scelte di Conte, i suoi, apprezzate le mosse dei Dem, la conferenza stampa del leader 5 Stelle per sciogliere la riserva, l'ora delle scelte di Conte, apprezzate le mosse dei Dem, però che fanno allora? Cauto ottimismo nel PD. E attenzione, come vi dicevo, Forza Italia, oggi l'incontro tra Tajani e i figli di Berlusconi. A Milano summit su strategie e rinnovamento del partito. Ci sarà anche Letta, storico braccio destro del Cavaliere. Capito mi hai? Perché oggi paginoni sui giornaloni con l'intervista, giornaloni che sia sul Libero, semplicemente 2 pagine di intervista. L'incontro che doveva esserci già 2 settimane per oggi. Antonio Tajani a Milano incontrerà Pier Silvio e Marina Berlusconi a casa di lei. Ci sarà anche Gianni Letta. Era previsto da giorni e gli scambi sono periodici, minimizzano l'impatto dell'indiscrezione da entrambe le parti. Tuttavia questo faccia a faccia del segretario con i figli del fondatore di Forza Italia segue almeno 2 alert letti con un certo interesse anche negli ambienti del partito, in cui si scommette, un po' si lavora, per un ricambio al vertice. Ricordiamo cos'era successo il 9 luglio, presentando i palinsesti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha parlato apertamente di ricambio generazionale, signori. Il problema di Forza Italia, ha detto Pier Silvio, è che sono anziani, non dico anagraficamente, ma per mentalità. Ci vorrebbe un'iniezione di forze nuove. Chiaramente paginone è quest'oggi su Antonio Tajani, e queste sono le forze nuove chiaramente in Forza Italia. Giro quotidiano, signori, grazie, mi state inondando di messaggi al 340 6709 659, tra pochissimo li leggo sul quotidiano Il Giornale. All'interno, pagina 10, giusto dirlo, Roma Capitale entra in Costituzione, potrà legiferare su 11 materie. L'annuncio della Premier Meloni: le abbiamo restituito il valore che merita. Abbiamo restituito a Roma il valore che merita. Con queste parole una Giorgia Meloni visibilmente orgogliosa annuncia l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge costituzionale, aspetta e spera, che riforma i poteri di Roma Capitale, nel senso che mica da domani. Si tratta di una riforma che riconosce la specificità e l'unicità della capitale italiana, che, sottolinea la Premier, non è una città come le altre e che non potrà più essere governata con gli stessi strumenti previsti per tutti gli altri comuni. Le motivazioni di questa riforma sono insite nella natura stessa di Roma, definita da Meloni eterna. Una città eterna non può avere le leggi delle altre città. Capitale del cristianesimo e del Mediterraneo, una città che ospita un patrimonio culturale unico al mondo e che include al suo interno lo Stato della Città del Vaticano con il Papa. Roma svolge un ruolo e ha
funzioni speciali, prosegue la Presidente del Consiglio, che sottolinea come Roma abbia su di sé un peso. Il paragone con le altre capitali europee e mondiali è impietoso, perché queste ultime godono di uno status particolare, con poteri specifici. La riforma è di natura costituzionale. Roma entra a far parte degli enti costitutivi della Repubblica. Questo significa che la capitale potrà esercitare poteri legislativi su alcune materie. La Meloni le elenca: urbanistica, trasporto pubblico locale, turismo, commercio, valorizzazione di beni ambientali e culturali. È una svolta, un cambio di passo decisivo, uno strumento per consentire a Roma di operare con maggiore efficacia e di allinearsi alle grandi capitali mondiali. La riforma, specifica il Presidente del Consiglio, è frutto di un lavoro condiviso anche con la Regione Lazio e con il Campidoglio. È la storia che riconosce a Roma il valore che merita, un altro impegno che era presente nel programma di governo e che è stato mantenuto. Qui chiaramente io mi fermo, ma nel programma di governo c'è anche l'autonomia e altre cosucce, e sono sicuro che dopo aver riconosciuto ancora più poteri a Roma Capitale, che già qualcosina in passato, mi pare che con il federalismo l'unica leggiucola andata in porto del federalismo, le uniche istruzioni per l'uso del federalismo erano proprio andate in porto per Roma Capitale. Adesso arriverà qualcosa anche sul fronte autonomia del nord e di tutta l'Italia. Non ci metto un punto interrogativo, ma ci metto un punto esclamativo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea. Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse, lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per fare l'amore, se no viene fuori un casino. Ci vuole gente intelligente anche per pensare a fare insieme un bambino. Ci vuole gente intelligente anche per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente anche per lasciarsi andare, si può fare. Ci vuole gente intelligente anche per peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.
questo voglio te. Non è storica come, ma quale idea, però anche questa è molto sentita. Pino D'Angiò, gente intelligente. E Franco 126, altro artista, ha ricantato questa canzone con Pino D'Angiò un po' di anni fa, e a un anno dalla scomparsa di Pino D'Angiò, Franco 126 lo ha omaggiato con questo provino. Romano anche Franco 126, Cioè, diciamo che qualunque cosa, un tempo era tutta roba cinese, adesso è tutta roba romana, quindi anche Franco 126 romano ha omaggiato con questo provino registrato insieme a Pino D'Angiò la storica fama di Pino D'Angiò, che purtroppo ci ha lasciato. Gente intelligente. Col buongiorno rinnovato, Sammy Varin, rassegna stampa, certo, un po' triste, un po' no, perché abbiamo scherzato dicendo Roma Capitale ha nuovi poteri, ma il fatto che Roma Capitale possa godere di nuovi poteri significa che arriverà qualcosa anche negli altri campi, e gli altri campi sappiamo che sono campi del nord, o con la T come volete voi. Cosa succederà? Qualcosa succede, ve lo dico io, ci metto la mano sul fuego. Intanto WhatsApp 340670969, tantissimi ascoltatori si sono fatti avanti per dire la loro su qualunque argomento, certamente. Tajani, il distruttore del pensiero di Silvio. Zitta, Helen. L'unico Berlusconi che amava l'Italia, vista la fogna in cui si è trasformata Mediaset, nessuna fiducia degli eredi. Non dire così, però certamente oggi c'è un incontro importante di Tajani con gli eredi di Berlusconi, quindi Pier Silvio, Marina, e potrebbero esserci delle decisioni importanti, capito? Tu dici Pier Silvio scende in politica, non ancora, aveva detto, ma magari nel frattempo è passata qualche settimana, è arrivato il momento. Elel, prima di riconoscere la Palestina, urge liberarla da Hamas, l'unico vero colpevole di tanto disastro. È Hamas che informa anche sul numero dei morti, e Hamas che impedisce o sottrae gli aiuti inviati dal resto del mondo. È vero, ma mentre parliamo succedono cose, signori. Il Corriere e Repubblica aprono con: il Canada riconoscerà lo Stato palestinese. Trump, se accade, difficile un accordo sui dazi. Dal Corriere a Repubblica, Stato di Palestina, la Francia fa proseliti, altri 14 riconoscimenti su Gaza, l'Unione Europea evoca Auschwitz. Ritorniamo ai vostri messaggi, sicuramente, mamma mia quanti, siete fortissimi questa mattina, vi ho fatto svegliare proprio, beh, giusto, assolutamente. Roma di poteri ne ha già troppi, ma tranquillamente ne arriveranno altri. Un messaggio audio sul cursore, sentiamo. Sammy, Pietro. Ciao. Ma la legge lì, più potere a Roma, è stata firmata anche dalla Lega? Per forza, perché c'è il governo. Cosa dobbiamo fare? Seconda cosa, noi stiamo qui ancora a aspettare l'autonomia, che abbiamo fatto un referendum, vinto alla grande, e è per quello. Come aspetta. È per quello. È per quello, Pietro, è per quello che da una parte, certo, sono più che dispiaciuto, sono un po', sai, l'invidia, no? Invidioso, ecco. Dall'altra parte ora penso che succeda qualcosa anche sul fronte autonomia, capito? Si fa una cosa, la si decide tutta insieme e ti danno qualche cosa in cambio, WhatsApp, certo, ok, la visione politica del centrodestra: approvare una legge a favore di Roma quando la giunta è del centrosinistra? È vero anche quello, Walter, però in comunella con la città c'è anche la regione, e insomma bisogna fare squadra, perché comunque Roma caput mundi, ma soprattutto davvero tutto quanto passa per Roma, succede a Roma, soprattutto sul fronte del turismo. Io penso si sia pensato soprattutto a questo, e per renderla magari un po' più sicura, per renderla un po' più funzionale, perché chi passa anche soltanto per la stazione Termini si rende conto che non è pericolosa, è pericolosissima quella zona.
Ciao Sammy, per quanto concerne Gaza, la volontà di uccidere è da tutte le parti, in particolare negli islamici, scrive Enzo. WhatsApp 340670969 per andare in onda su Radio Libertà. Autonomia? Allora, se ti mancano i soldi, Roma ti arrangi. Sì, no, chiaro che adesso non devono certamente chiedere soldi al nord su questo fronte. Ciao Sammy, Roma capitale senza Roma, ma guardiamo un po' la storia, come si è arrivati, ci scrive invece Marco. WhatsApp, ce l'avete ancora la tazza di Radio Libertà? No, la tazza l'avevamo fatto ai tempi di Radio Padania e ce lo chiede un ascoltatore che mi chiede se l'orologio, faccelo vedere l'orologio, guarda qua, l'ha visto in radiovisione, l'orologio di Radio Libertà con le firme. Certo, caro ascoltatore, ci sarà l'orologio di Radio Libertà sia nella versione con firme che senza firme. Ti avviso solo che la versione firmata ce ne sono soltanto 2 esemplari, perché non potevamo far firmare 100.000 orologi al nostro staff. Ci sono le firme di tutto lo staff di Radio Libertà, Giulio Cainarca. Tu non hai ancora firmato, cosa aspetti? Vai a firmare, no? C'è il pennarello, tutto lo staff di Radio Libertà, e ce ne sono 2 e chiaramente saranno messi all'asta a sostegno di Radio Libertà. Ci dovrete dare una mano e non le vendiamo a 5 euro, cercheremo di tirar su, vediamo un po', ma ci sono comunque tanti altri gadget, ci sono altri tipi di orologi, ci sono i portachiavi in legnetto bruciacchiato, signori, che sono la fine del mondo, con scritto Radio Libertà, i mestoli con scritto Radio Libertà, ragazzi, roba veramente bella. 21 di settembre Pontida, la festa nazionale della Lega che da tutta Italia raccoglie gente curiosa della prossima politica, ma la domenica prima, lo sapete, c'è anche lo Spiedo Padano a Rovato in provincia di Brescia e ci sarà Sammy Varin con Radio Libertà e chiaramente i gadget saranno anche lì. Sì, Jenny, ma do UDES deve essere nello stesso momento, se no al solito noi diamo prima e poi ci prendiamo un bel sifulo, non diciamo dove. Calma. Ragazzi, io ho tirato la pietra, sono sicuro che adesso si muove qualche cosa. C'è un audio, sentiamolo. Buondì, Fabio da Udine. Ma come si fa a riconoscere uno Stato che non esiste? Che ho sentito ieri sera al telegiornale che gli aiuti umanitari che arrivano là, il cibo e cose varie, vengono requisiti da Hamas e vanno al mercato nero a prezzi altissimi. Se non riescono neanche a controllare gli aiuti umanitari, cosa devono controllare uno Stato? Chi? È uno Stato che non esiste? Ma come si fa a riconoscere una roba del genere? Ma siete fuori con la testa? Grazie caro. Fatto sta che stanno insistendo moltissimo il centro-sinistra, la sinistra qui in Italia proprio su questo fronte, e se non lo facciamo siamo cattivi. Rientro sul quotidiano Il Giornale, attenzione. Sei in condotta? Compito di cittadinanza. Siamo a pagina 12 del quotidiano Il Giornale, interessante. Via libera alla riforma dell'istruzione di Valditara. Libri da leggere, incontri con i tutor, insomma il 6 in condotta non basta più per essere promossi, serve il 7. Chi non lo raggiungerà, non ti bocciano mica, ma dovrai sostenere il compito di cittadinanza, di un elaborato in cui lo studente che ha commesso un atto di bullismo o ha offeso i professori o insomma si è comportato in modo particolare dovrà cimentarsi durante l'estate con una riflessione personale su quello che ha fatto, sull'argomento in cui si è comportato male. Se volete saperne di più, oggi sul quotidiano Il Giornale a pagina 12 c'è un intero paginone e nel mirino ci sono naturalmente gli atti di bullismo, le aggressioni, la violenza in classe. L'obiettivo di questo elaborato sarà sviluppare il senso civico, stimolare la riflessione, educare gli studenti, chiaramente prima di chiuderli in casa dopo 00:30, perché avete visto cominciamo a pensarci seriamente in alcune città italiane, vedi
praia mare a mettere il coprifuoco per questi ragazzacci che fanno il bello e cattivo tempo in giro. Giro pagina, ma ci arrivo tranquillamente, tranquillo che ci arrivo. West Nile, disinfestazioni sotto accusa. Gli infettivologi dicono sciatteria e negligenza nelle bonifiche, scatta l'obbligo nel Lazio. Adesso sappiamo forse che magari si poteva fare meglio. Contagi in varie regioni, dalla Lombardia alla Sardegna, attivati gli ospedali sentinella per monitorare la diffusione della febbre. Ma attenzione, questa è una notizia curiosa che sicuramente i nostri registi metteranno in pratica. Avete dei topi che infestano la vostra zona? Succede in cantina, ma non soltanto. Attenzione a questo piano di derattizzazione. Treviso offre l'aperitivo ai topi, signori, poveri topolini, e povero anche il prosecco, perché le trappole sono a base di prosecco. Te li immagini i topi che cantano? L'idea è dell'azienda Mayer Brown. Ai roditori piace ciò che l'uomo inventa. Sì, ai topi piace il prosecco, e mica solo ai topi. In Ratatouille lo degustano sbocconcellando formaggio francese. Nella realtà non lo disdegnano, attratti da tutto ciò che l'uomo produce. E allora perché non usarlo nelle trappole? L'idea è venuta nella città di Treviso, che lo ha inserito nel menù del nuovo piano di derattizzazione. Da controllare c'è una popolazione di roditori stimata in oltre 800.000 animali, 10 per abitante. Ognuno di noi ha 10 topi. La curiosità, riportano i media locali, è emersa nel corso della presentazione della task force comunale per studiare il modo di contenere la proliferazione dei ratti senza danneggiare l'ecosistema. L'idea delle trappole al prosecco è della Mayer Brown di Carbonera Treviso, storica società che ha derattizzato metropoli come Londra, New York, Dubai, tutti ubriachi topolini lì, e che è stata coinvolta nell'ideazione del piano. Abbiamo pensato, ha detto alla CEO della Mayer, di utilizzare l'uva del prosecco per metterla all'interno delle nostre esche. Il topo si abitua ai gusti del territorio, mangia i rifiuti, è attratto da tutto quello che l'uomo ha scoperto, quindi abbiamo pensato di creare una binata con questa uva. Qui mi fermo, chiaramente. Noi amanti del prosecco, per noi chiaramente è una bestemmia, ma in Veneto questa cosa si fa normalmente, la bestemmia, si scherza, però insomma, oddio, a me spiace un pochino, sta bottiglia di prosecco, se proprio la dovete buttare via, la beviamo noi, no? Sono sul quotidiano Il Tempo. No, vado avanti, lo salto, ci torno più tardi. Prima vado su Repubblica. Mattarella a Gaza, volontà di uccidere. Anche qui con il 6 condotta in classe arriva l'esame di cittadinanza. Meloni, siamo all'interno di Repubblica, pagina 13, dai compiti ai ministri, dossier sul peso delle tariffe. La Premier vede i vice l'ipotesi di legare gli aiuti al fatturato delle aziende in crisi, la richiesta di esenzioni per 5 settori. Attenzione, perché vi ho portato pericolosamente a pagina 13 di Repubblica, perché c'è l'intervista con Armando Siri, coordinatore dipartimenti della Lega, responsabile della scuola di formazione politica della Lega. Ursula non è all'altezza. Questa intesa è fallimentare, dice oggi Siri su Repubblica. Il capo dei dipartimenti della Lega attacca la leader della commissione. Potremmo votare una mozione 5 Stelle contro di lei. Sui dazi, la trattativa dell'Unione Europea è stata evidentemente fallimentare, sostiene Armando Siri. La signora von der Leyen ha mostrato di non essere all'altezza di quell'Europa spesso descritta come grande player globale. Tutto questo peso, alla prova dei fatti, non ce l'ha. La Lega rimpiange una trattativa diretta Italia-USA? Chiede il giornalista di Repubblica ad Armando Siri e Lorenzo De Cicco. Visto il risultato disastroso ottenuto dall'Unione Europea, mi viene da pensare che forse avremmo potuto strappare condizioni migliori in una trattativa bilaterale. Ma ora il tema è un altro.
Vediamo i dazi. I dazi avranno un'incidenza sul PIL per l'economia italiana dello 0,5% nell'ipotesi peggiore. Il Green Deal e il nuovo patto di stabilità valgono quasi il 3% del PIL per l'Italia. Se nel primo caso per i dazi lo spazio di manovra dell'Italia era limitato perché siamo all'interno dell'Unione Europea e la trattativa era delegata alla Commissione, sul fronte interno in Europa il margine di manovra c'è. Si sospenda subito il patto di stabilità, si riveda tutto il Green Deal che ha un impatto di 40 miliardi sul nostro paese. Qua mi fermo, ma prosegue, signori, l'intervista con Armando Siri, quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che pubblica poi a pagina 22 le mani della destra sulla Rai. Presidente, alla maggioranza, presentata la riforma della governance della TV pubblica, CDA eletto nelle Camere, il PD vogliono i pieni poteri, la pentastellata Floridia irricevibile è occupazione politica. Giro ancora un intero paginone a pagina 26 su Repubblica per il voto in condotta, ecco la legge, esame di cittadinanza con il 6, da settembre le nuove regole per le medie e le superiori, lavori utili per chi verrà sospeso per più di 2 giorni, servirà il 7 per essere promossi, il ministro è un segnale forte e chiaro, vogliamo una scuola autorevole, il rispetto è fondamentale, chiaro che non succede niente di niente se non hai il 7, semplicemente ti fanno fare un temino sulle problematiche che potresti aver incontrato durante l'anno. A proposito di problematiche, Repubblica insiste, anche se allarga l'argomento fin troppo, eccetera, però è l'unico giornale che oggi a pagina 27 ritorna sul coprifuoco, divieti e coprifuoco per i più giovani, non chiamatela estate. Viola Giannoli ritorna sull'argomento coprifuoco per gli under 14, cioè per i ragazzini, non li fanno uscire dopo una certa ora, o forse è meglio dire dopo una certa ora devono tornare a casa, che mi sembra anche normale se hanno dei genitori e non sono figli del barcone o figli di ChatGPT, o no? A Praia Mare, siamo in Calabria, gli under 14 devono entrare a casa entro 00:30, chiaro che se sono accompagnati dai genitori possono gironzolare tutta la notte, ma che cazzo fanno in giro tutta la notte con i genitori? Beh. E dunque fioccano le proibizioni, dal pallone ai falò in spiaggia. Signori, tutto questo è per scoppiazzare la Francia, perché in Francia questo già accade in varie città. Vi leggo qualche riga, ma è comunque gustoso l'articolo di Viola Giannoli su Repubblica, perché parla di tutti i divieti strambi che ci sono in questi mesi estivi e non soltanto per l'Italia. Alla fine arrivò il coprifuoco, l'ennesimo dei divieti per i giovanissimi. Stavolta è stato il sindaco di Praia Mare sulla costa cosentina in Calabria a vietare a tutti gli under 14 di uscire di notte da soli, cioè senza genitori o almeno un adulto qualsiasi che li accompagni. Per loro la libertà estiva finisce a 00:30 e ricomincia alle 7 del mattino, tutti tappati in casa oppure a passeggio con mamma e papà, ammesso che loro, i grandi, abbiano voglia di uscire con il buio. Così dice l'ordinanza numero 78 firmata dal primo cittadino Antonino De Lorenzo. Ho guardato, è una lista civica. Sapete dire se di destra o di sinistra? Non ho osato andare avanti. Troppi atti di vandalismo, dice il sindaco, aggressioni ai loro coetanei, assalti alle strutture balneari, troppi monopattini, troppe bici elettriche usate in modo improprio, dice il sindaco. A rischio c'è la sicurezza e la quiete pubblica. Se i genitori non fanno per intero il loro dovere, io non posso revocarla. E quindi ora gli adolescenti vacanzieri di giorno possono fare quello che vogliono, ma, cantava Renzo Arbore, ma la notte no. Cavolo, l'idea drastica del coprifuoco estivo per i minorenni non è poi troppo originale. Repubblica ce l'ha lanciata già la scorsa settimana, arriva in verità dalla Francia. Oltralpe è così in almeno 15 comuni, da Béziers a Nîmes, da Limoges a Saint-Ouen, amministrati indifferentemente
dalla destra e dalla sinistra. Lì però ci sono di mezzo storie di imboscate contro la polizia, sparatorie con feriti, narcotrafficanti, e in Italia, praia mare a parte, il re di tutti i divieti per bambini e ragazzi è però un altro, e ce ne sono vari in giro per l'Italia. E qui chiaramente si parla anche di olginate, dove sono proibiti i giochi rumorosi in generale, saranno rialzo, acchiapparella, nascondino, campana, ma ogni comune si è fatto le sue regole e giustamente bisogna rispettarle. Bisogna rispettarle? Ci metto il punto interrogativo. Chiaramente di spalla la scrittrice Elena Stancanelli commenta: troppe regole impediscono di diventare adulti. E anche qui, sapete che adesso c'è la moda americana, no? Che dice: ma lasciamoli fare questi figli, è giusto che facciano gli errori, che facciano cazzate, e tanto se fanno cazzate arrestano noi, e io non sarei proprio contentissimo. Io mio figlio non lo faccio andare in giro col motorino finché non ha il patentino, ragazzi, ma ci mancherebbe altro, non facciamo cazzate. Elena Stancanelli ricorda che l'ultima volta che abbiamo usato la parola coprifuoco, ma poteva anche fare a meno, lo sapevamo, è stato durante il Covid. Poi tira in ballo i monopattini, colpa dei monopattini. No, è colpa di chi guida i monopattini. Però hai visto, grazie alla Lega e a Matteo Salvini, cara Stancanelli, e insomma adesso mettiamo anche delle regole: il casco, la targa, l'assicurazione. Diciamo che i 5 Stelle dovevano pensarci prima, e non mettiamo il punto interrogativo. Mollo Repubblica, che comunque questo paginone, pagina 27, è bello, se avete ecco, al posto di comprarlo voi, bussate a casa del vostro vicino di casa comunista e gli chiedete se oggi ha già comprato Repubblica. Non mica per altro, così era una domanda disinteressata. Dove vado? Devo andare. No, prima vado sulla Verità, giustamente. La Verità di cosa parla? La febbre del Nilo, Big Pharma si muove solo per interessi economici. Sembra una notizia, dice: cosa vuol dire questa cosa? No, vi leggo qualche riga di Adriano Scianca a pagina 2 della Verità. L'unica che parla di queste cose. La buona notizia è che abbiamo finalmente la malattia del cambiamento climatico. La cattiva notizia è che non possiamo farci soldi col vaccino. Dove vi voglio portare? Seguitemi. Ovviamente qui parliamo di ciò che è buono o cattivo per una macchina mediatica in piena trance emergenziale, per un'industria farmaceutica già in astinenza da indigestioni repentine di miliardi. Per le persone normali il giudizio si ribalta. Stiamo parlando di West Nile. Ieri c'è stato l'8º morto in Italia, un uomo di 72 anni deceduto nell'ospedale di Caserta, dove era ricoverato. L'anziano di Maddaloni nel Casertano aveva malattie pregresse e un quadro clinico complesso. Sempre di Maddaloni, quasi vicino di casa, un'altra delle 4 vittime campane. Secondo dati forniti dalla regione, in Campania ci sono 23 casi di West Nile tra sospetti e confermati. Lo sapete, è la puntura delle zanzare. Generalmente trasmessa alle persone e agli animali attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex, la West Nile non dà alcun sintomo alla maggior parte delle persone, da sintomi leggeri a circa il 20% degli infetti, sintomi gravi in meno dell'1% dei casi. Attualmente non esiste un vaccino e il metodo di prevenzione più sensato consiste nel ridurre l'esposizione alle punture e anche a disinfestare, e vedete che sta esplodendo una certa polemica che pare non si facciano le disinfestazioni anche qua a Milano come si dovrebbe. Qui casca l'asino. Ieri, sentite qua cosa scrive La Verità, un titolista sbrigativo ma forse involontariamente sincero ha riassunto così su Repubblica lo stato dell'arte medica in materia di West Nile. Virgolettato: il vaccino c'è per i cavalli, ma non per gli uomini. Pochi casi, non conviene. Pochi casi,
non conviene. Ah, vi ho fatto sobbalzare sulla sedia. Il virgolettato è di Marco Falcone, infettivologo dell'azienda ospedaliera di Pisa, docente dell'Università della città, oltre che membro del consiglio direttivo del SIMIS, Società di Malattie Infettive Tropicali. West Nile, ha spiegato l'esperto, è un'infezione presente da anni in molte zone del mondo. Con il riscaldamento globale e le zanzare presenti ormai quasi in ogni stagione dell'anno, dobbiamo probabilmente attenderci una maggiore frequenza dei suoi focolai anche in Italia. Ma allora perché non vaccinarci tutti? Si potrebbe chiedere il lettore memore di fatti recenti a tutti ben noti. Spiega Falcone, perché i casi gravi dell'infezione sono pochi e la malattia non viene vista come un'emergenza di sanità pubblica. È stato messo a punto un vaccino per i cavalli, gli altri animali che si ammalano di West Nile con sintomi gravi, ma nessuna industria farmaceutica, governo o ente sovranazionale ha ritenuto utile investire su un prodotto analogo per l'uomo, perché non conviene. È chiaro che i complottisti poi ci fanno tutto la meditazione, paradigma, corollario, eccetera, però ne parla soltanto il quotidiano La Verità. Per fare polemica? Sì, assolutamente sì. Giro la pagina, anche l'Italia vuol chiedere i prestiti UE per la difesa, ma per spese già previste. Sono 18 i paesi interessati al fondo SAFE, scritto SAFE. Giorgetti dice più conveniente dei BTP. Il leghista Borghi, idea pessima, il nodo della preferenza per le aziende dell'Unione. Pagina 8 del quotidiano La Verità. Faccio in tempo, in un minuto, a dirvi cosa scrive Claudio Borghi, senatore della Lega, che spesso sentiamo anche su queste frequenze, sui suoi social. Precisa che si tratta solamente di una richiesta di informazioni che nel caso dovrà passare dal Parlamento. Farò il possibile per spiegare bene anche agli alleati, se ci sarà bisogno, che qualsiasi siano le condizioni di questo mini PNRR del razzo, PNRR del razzo, che per comprare le armi, farsi prestare soldi dall'Unione Europea è un'idea pessima, così come pessimo è stato il debito PNRR, debito privilegiato e vincolato alla spesa che ci diranno altri, a fronte di debito normale senza vincoli di utilizzo per una differenza di pochi centesimi. Nessuna convenienza. Ci rivedremo in aula a settembre se ci sarà bisogno, ma spero non ci sarà, perché ovviamente spiegherò tutto da subito per le brevi a chi di dovere. E qui mi fermo, ma ritorno tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Non so dare una definizione di te, e le braccia mi cadono, pesano gli occhi tuoi, mentre scrivo 2 lettere dentro un caffè. Porto i colori dei tramonti di Amsterdam dentro le tasche rotte dei Levi's. Non vedo più cosa vedi se parliamo solo di ieri. Guardami, sono qui senza di te, non mi ricordo più di me, ti lascio andare dolce, dolce, dolcemente, basta così, scompariremo tra la gente, sarà un dolce, dolce, dolcemente arrendersi. Scusa se non ci riesco a perdermi nel tempo in alta marea, morire in questa casa di mobili che cosa farà la notte, l'amore, le volte che non mi hai detto guardami, sono qui.
senza di te. Non mi ricordo più di me. Ti lascio andare dolce, dolce, dolcemente. Basta così, scompariremo tra la gente. Sarà un dolce, dolce, dolcemente arrendersi. Mamma mia, se pompa, ragazzi, questo pezzo. Oh, dolce dolcemente. Si fa chiamare Angie, scritto Angie. Nata in Sardegna ma vive a Milano. Si ispira al pop americano e anglosassone e soprattutto ci fa ballare. Ne abbiamo bisogno in questa estate anche semplicemente di battere il piedino se non siete più giovanissimi, ma un po' di ritmo ascoltando artisti assolutamente sconosciuti, perché Sammy Varin manda solo musica indipendente. Se sono famosi non hanno bisogno di noi, e il tutto fa bene anche alla nostra, insomma, voglia di ascoltare musica che non sia sempre la stessa. Quella che mando io è sicuramente musica diversa. Dolce dolcemente di Angie, con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, Radio Libertà. Decine di messaggi WhatsApp al 340-6709-659, ma se avete pazienza, 10 minuti aprirò anche le linee. Devo finire la rassegna stampa, cavolo. Siete lì che mi aspettate al varco, voi romani, lo so. Il tempo di Roma titola "Ce l'avemo fatta", e dentro, guarda qua che carina, il fotomontaggio della Meloni vestita da guerriero romano. Ce l'avevo fatta, più poteri e auto, cos'è che scrivono? Autonomia. Ah, scusa, guarda un po', che non ho mica scritto io, Cioè, autonomia la chiama il quotidiano Il Tempo? Mi controlli per favore, leggo male? Autonomia? E questo è interessante. Cioè, adesso non voglio fare polemica, ripeto, Il Tempo è il quotidiano che io amo a dismisura perché dice quello che penso io, però se ce la chiama autonomia iniziamo male, Più poteri e autonomia, chiaramente un refuso, è un errore, ma è nel titolo, questo è il titolo. A Roma Capitale il governo vara il disegno di legge. Meloni, investiamo nella nazione. Il Consiglio dei Ministri approva il DDL costituzionale, ora passa alle Camere. Tajani, una storica battaglia di Berlusconi, ma ci mancherebbe, c'entra anche la Lega, ci mancherebbe, abbiamo fatto squadra perché Roma ha bisogno di maggiori leggi con tutto il casino che c'è sempre a Roma e ci va bene, ma do ut des sono sicuro che adesso arriverà qualcosa sul fronte autonomia anche a livello nazionale, ok? Ed è per questo che ho fatto un po' una sceneggiata dicendo quest'oggi sono triste, però insomma, perché giustamente è già capitato in passato che il federalismo avesse leggi attuative soltanto per Roma, e ce lo siamo un po' chiesti stranamente noi qui del nord con la T, come mai? Ma perché come mai? Ma perché? Perché ci fregano sempre a noi del nord, non so perché succede. Tu dici meno male che c'è la Lega al governo, perché se non ci fosse chissà cos'altro si inventerebbero. Chiaro che adesso do ut des, certo più poteri a Roma, perché abbiamo visto è infestata quotidianamente da casini, la sicurezza non esiste, i trasporti pubblici bruciano, i buchi nelle strade fanno morti. Il sindaco ringrazia la Premier, è un buon testo condiviso. Ora Gualtieri auspica lo stanziamento di risorse adeguate per Roma. Scusa Simone, hai 1 miliardo? Sì, mi serve 1 miliardo per Roma. Ci pensa lui, ha detto che ci pensa lui. Perfetto, per Simone Romano chiaramente, però va bene, il sindaco ringrazia. Intervista Elisabetta Casellati, torna Roma torna centrale come è stata nella storia. Ora mi auguro il sì anche dalle opposizioni. Sarebbe da ridere se adesso le opposizioni dicono di no. Attenzione, perché qui si cambia la Costituzione, quindi c'è un andirivieni avanti Indrea per anni.
Ho dialogato con tutti, dice la Casellati, che non sembra, ma lo è, il ministro per le riforme. Non sembra perché la si sente poco, mica peraltro. Ho dialogato con tutti, dice il ministro per le riforme. È una riforma per l'Italia, anche perché prima o poi ci passiamo tutti da Roma. Io ci scherzo, ma è così, e se è un posto impossibile dobbiamo fare qualcosa per migliorarlo. Le parole di Gualtieri mi fanno piacere, mi auguro che un iter parlamentare sia veloce, raggiunto un equilibrio con la regione che non viene svuotata nelle competenze, la regione che non è proprio di sinistra, insomma. Giro la pagina, visto come faccio veloce, è che proprio mi manca il fiato. Oggi è così, e sul quotidiano Il Tempo rimango senza parole. Dai, che scherzo, però è bello. Rifammelo vedere sto fotomontaggio anche della prima pagina, dai. Gliel'avevo fatta. È stupenda la Meloni con lo spadone, guerriera romana. Però se non c'hai il certificato che sei originale, non ti fanno mica fare il guerriero romano, non te lo fa. Prendi il piumino, altro che spadone. Lo spadone ce l'ho di là nella vecchia radio. Radio Padania c'ho ancora qualche spadone in giro, ma non si può dire. Vado avanti. Ci stiamo confortando da soli, certamente, su queste cose, però oggi è una giornata di interlocuzione. Siamo sicuri che succederà qualcosa proprio perché abbiamo dato più autonomia a Roma, addirittura in Costituzione, che non è la prima volta, e adesso chiaramente si farà anche l'autonomia, quella che è nel programma di governo, quella vera. Giro sul quotidiano La Stampa, perché a proposito di cose alleghera, pagina 2, La Stampa scrive: Italia economia sotto zero. L'Istat rivede a ribasso le stime sul PIL nel secondo trimestre meno 0,1%, frena l'industria, confermata la crescita dello 0,6 al 2025. Ma per loro l'Italia è a economia sotto zero. Giorgetti, i dazi al 15% ci costano lo 0,5. C'è un paginone intero con Sara Tirrito a pagina 2 del quotidiano La Stampa. Chiaramente, se volete arrabbiarvi potete farlo. Il dilemma di Taranto si scrive a pagina 17. Il piano per l'ex Ilva divide la città, la protesta dilaga, comune e provincia bocciano l'intesa, Emiliano insiste. E qual è la situazione? È la situazione che non si sa che cosa fare. Eravamo 10.500, oggi siamo la metà. Dopo la morte dei tubifici è toccato ai laminatori, ormai ridotti a un letamaio di merde di colombi. Manutenzione zero, altoforni che prendono fuoco, gru che crollano e uccidono. Ecco chi siamo e quanto valiamo. Per fare il lavoro sporco, acciaio grezzo a caldo con il carbone a Taranto, che serve a Genova per finalizzare il prodotto da vendere, quello pulito nell'area a freddo. Inizia così la lettera che Mario, nome di fantasia, operaio ex Ilva, legge in assemblea in fabbrica, convocata per discutere l'accordo di programma sugli investimenti futuri per il rilancio dell'ex Ilva. Qua mi fermo, ma un intero paginone, chiaramente, con la preoccupazione non soltanto chiaramente per chi ci lavora, ma un po' di tutti noi, per questa incredibile storia. Giro la pagina, sono ancora sul quotidiano La Stampa, stiamo più leggeri perché tutti a guardare questa trasmissione che diventa Tentazioni da record, Temptation Island, e lo dico così che mi piace, Island, è scritto Island però, e mai così tanti italiani davanti allo show di Canale 5, tra lacrime, tradimenti, proposte di matrimonio. Ragazzi, fa specie che ne parli a pagina 26, anche non in prima pagina, come mai non lo mette in prima pagina il quotidiano La Stampa? E chiaramente ci sono i pro e i contro. Perché tutti a guardare questa trasmissione di tradimenti e proposte di matrimonio? Perché sì, un po' Ken Loach, un po' Muccino, è la migliore TV possibile, scrive uno. Un altro, 5 milioni di voyeuristi sadici, lo spettacolo triste della crisi di coppia. Perché tutti a guardare questa Temptation Island? Non lo so, io ne ho visto solo pochi minuti e
sono rimasto come quella dell'anno scorso, però la stanno affinando ulteriormente e a quanto pare piglia. Tu dici piglia perché non c'è proprio nient'altro alla televisione. Bravo, proprio così. Giriamo ancora, certamente, signori, per fortuna c'è Libero e sto anche per aprire le linee se mi ascoltate in diretta alle 10:14, ma saluto anche gli amici che mi seguono dopo le 18. Questa trasmissione va in replica per farvi godere fino in fondo delle prime pagine dei migliori quotidiani sul quotidiano Libero. Intanto chiamate pure 0292947222 perché vi terremo in attesa con una musichetta suonata appositamente dai nostri registi. Su Libero c'è l'intervista a Tajani. Forza Italia avrà un nuovo manifesto. Il Premier, un'altra carta dopo quella del 94 per dare un'identità forte al partito, rivolta anche al centro. Allarmismo sui dazi, CDP ha stime diverse. E beato, chissà cos'è questo CDP. Un seguace di Hamas alla conferenza dell'albanese in Parlamento. Attenzione, si ritorna sull'argomento che sono tutti i pro-Pal schierati per la visita di Francesca Albanese nel cuore delle istituzioni democratiche, ma davvero verrà presa sotto braccio dalla sinistra. Intanto però il candidato di Elli 5 ore davanti ai PM, scrive Libero in prima pagina. Ricci, tutto chiarito, ma Conte non molla sul suo nome. Attenzione animalisti, vergogna, la lotteria del PD con gli animali vivi, scrive Alessandro Gonzato a pagina 17 di Libero. Ci corro subito, non prima naturalmente i miei ossequi, Antonio Tajani, a pagina 2 e 3, 2 paginoni giganteschi che parlano anche di Ius Scholae. Vediamo cosa dice. La nostra proposta prevede che dopo 10 anni di scuola frequentata con profitto si può chiedere la cittadinanza italiana, lo sapevamo. Io sono stato uno dei principali artefici del blocco della candidatura di Timmermans al posto di Ursula von der Leyen. Ok. Attenzione, aspetta, no, sto girando. Capitolo Ius Scholae, fammi leggere soltanto 30 secondi dello Ius Scholae nell'intervista oggi su Libero a Tajani. Allora, noi abbiamo presentato una proposta di legge che si chiama Ius Italia per rendere il riconoscimento della cittadinanza italiana una cosa seria. La seconda parte, quella legata allo Ius Sanguinis, dice basta gli imbrogli che avvenivano in alcuni paesi per concedere la cittadinanza. Questa è già stata fatta dal governo, già diventata legge. L'altra parte, quella legata alla scuola, secondo me non è stata ben compresa da chi è contrario. Vuole rendere più seria la concessione della cittadinanza anche rispetto alla legge attuale. Oggi, dopo 10 anni, diventi cittadino italiano. Il PD e la sinistra dicono 5 anni di scuola e poi diventi italiano. Noi diciamo no, 10 anni di scuola con profitto, cioè a 17 anni puoi chiedere la cittadinanza dopo che conosci perfettamente l'italiano, la storia, la geografia, le leggi della Repubblica, così li hai veramente integrati. Ne ha parlato con Meloni? Gli chiede Libero. Ne ho parlato con tutti, ma ne parlerò ancora in maniera più approfondita. Sì, però il dibattito si è acceso all'interno del centrodestra quando c'è stato il referendum. Domanda: preferiscono i Maranza o i ragazzi che studiano? Ma i Maranza vanno a scuola, non con profitto, bisogna dire, Allora bisogna declinare la proposta in un altro modo. Noi diciamo 10 anni di scuola con profitto, cioè vuol dire 10 anni di scuola in cui si è sempre stati promossi. Va bene, mi fermo, ci arrampichiamo sui vetri, noi, siamo noi che ci arrampichiamo sui vetri. Continuate a stare in attesa, non mollate ragazzi, se agganciate perdete la priorità, come quando chiamate per prendere un appuntamento. Schlein difende il suo candidato ma nelle Marche incognita 5 Stelle. Fontana, siamo ancora su Libero, l'allarme del governatore lombardo. Fontana, così la sanità non regge, va riformata. Attenzione, vi l'ho letto qualche giorno fa, si parla di autonomia nel campo della sanità qui in Lombardia, in Piemonte e con chi ci sta. Capisci a me? Il leghista ha chiesto alle altre regioni un tavolo che rediga un piano bipartisan da consegnare al governo. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia non c'è una sola regione che non si trovi a fare i conti con i problemi legati alla sanità, tra liste d'attesa chilometriche, medici, infermieri che mancano. La lista
lista è lunga, riguarda praticamente tutti, indifferentemente dal colore politico che sta al governo regionale. Anche sistemi regionali d'eccellenza come quello lombardo, alle prese con i problemi sovraesposti, o quello dell'Emilia Romagna, che deve far fronte a un'autentica voragine nei conti che ha costretto la giunta di sinistra ad aumentare le tasse. Proprio la Lombardia, con il suo governatore leghista Attilio Fontana, ieri ha provato a mettere i colleghi davanti alla realtà. L'ho fatto in occasione della riunione della conferenza Stato-Regioni. Lo scenario attuale è profondamente mutato rispetto al 78, anno in cui fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Siamo consapevoli che quel modello da solo non è più in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni sanitari di oggi e del futuro. Da qui l'idea per il futuro, la conferenza delle regioni, spiega Fontana, è il contesto ideale per elaborare una proposta condivisa di riforma capace di rispondere alle nuove esigenze della popolazione, come aumento della cronicità, le sfide epidemiologiche, demografiche, eccetera, eccetera. Insomma, il rischio completo è quello concreto, è quello di accompagnare il sistema verso un lento declino. Assistiamo ormai a un costante incremento della domanda sanitaria che cresce più velocemente dell'offerta. In Lombardia lo scorso anno le prestazioni sono aumentate del 2%, ma la domanda è cresciuta del 36%, senza cause epidemiche a giustificarla. 0292947222. È tempo di ascoltare voi. Pronto? Questo ha perso la prioritaria agganciando, peccato, ma ce n'è un altro, tranquilli. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao, ascolta, mi spiace, purtroppo pur di restare al governo la Lega negli ultimi anni ha fatto sempre scelte sbagliate, dal Green Pass all'obbligo vaccinale, ed oggi sta con un governo che lega il sedere agli americani e ai sionisti, purtroppo. Una volta la Lega era amica della Russia. La Russia fa parte dell'Europa, non gli americani se ne devono andare. E poi si parla tanto di questo disavanzo commerciale con l'America, ma se producono porcherie, hamburger e altre schifezze che ce le dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo comprare? Solo armi da questi qua. E allora il disavanzo dipende anche da quello che produci. Se produci schifezze ti devo comprare le schifezze. Gli americani cosa sono buoni a produrre? Armi e armi. Ciao. Grazie. Beh, Salvini non è stato messo nella lista di quelli che odiano la Russia, perché giustamente c'ha da fare con le infrastrutture, però in effetti io lo sottolineo sommessamente. 02, dai che si scherza un po', 0292947222. Pronto? Sono io. Ciao. Ciao, io insisto sperando che sono convinta che questi sondaggi che dicono che il popolo italiano guarda Temptation Island è numeroso. Io spero che non sia così, ma sono comunque certa. E confido che il popolo italiano ragiona molto più di quello che vogliono farci credere. Allora, io volevo dare dissociarmi da tutte le attestati di stima che hanno fatto per questo signore che si chiama Mattarella, da parte della Meloni, da parte del nipote di Badoglio, che è un certo Tajani, perché lui, durante la sua visita in Portogallo, questo signore si era permesso di dire che la Federazione Russa, la Russia, per quello che sta facendo o che comunque vuole fare solo per il fatto di esistere, viene paragonata al Terzo Reich. Una Russia che grazie ai morti, che ha contato migliaia di morti, è stata quella che ci ha liberato dal nazifascismo causato anche dall'Italia. Questo signore si è permesso di paragonarla e non perde occasione per dargli addosso. Chiaramente loro, giustamente, l'hanno ritenuto come un russofobo, ok? E ce ne sono non tantissimi, grazie a Dio, perché soprattutto il popolo italiano non è dalla parte loro. Grazie. E poi ripeto, io non faccio mai di tutta l'erba un fascio, come dicevamo prima, e non è che tutti
i russi adesso vogliono fare la guerra, non è che tutti gli israeliani sono fascisti come Netanyahu, come qualcuno dice, non è che tutti i palestinesi sono terroristi, e troppo spesso si fa di tutta l'erba un fascio, è vero. 0292947222, sto aprendo le linee per voi ascoltatori, chi vuole commentare le notizie del giorno lo può fare in questo momento. Fammi vedere questa notizia, pagina 17 di Libero, perché è troppo divertente. Il caso finisce in procura, uccelli vivi alla lotteria PD e gli animalisti si infuriano, io lo metterei tra virgolette, perché non hanno fatto cose, sono rimasti lì di cacca. Finale tragicomico alla pastasciutta antifascista di Reggio Emilia, sai che loro le organizzano in giro, là, tutti antifascisti, mangiamo la pastasciutta. In palio, cocorite in gabbia. I pappagallini hanno regalato alla roulette, che è vietato. Ambientalisti furenti, i Dem incolpano Lampi. Chiaramente tutto da leggere questo articolo quest'oggi sul quotidiano Libero, ma tutti dicono ma no, gli uccellini sono stati regalati a dei bambini che erano ben contenti di aver ricevuto come premio un animaletto, un'iniziativa che ha concluso bene una bella festa organizzata dai volontari, e attenzione, essendo una serata antifascista non potevano non partecipare, insomma, e quindi se erano tutti lì, sono tornati i manganelli, l'olio di ricino, bisogna reagire, andiamo avanti, regaliamo uccellini in gabbia. Anche il vice sindaco della zona di Reggio Emilia ha detto non conosco bene i fatti, ma conosco bene i volontari di quella festa, i loro valori di solidarietà, erano in buona fede, eccetera. Gli ambientalisti sono arrabbiati, ma devono tacere perché c'è qualcuno che li bacchetta per bene, quelli di sinistra, i punca bestia che fanno quello che vogliono perché quello è campo loro, e chiaramente a Bologna ancora più zitti e buoni, ci mancherebbe altro, tutti a mangiare kebab e menù halal, anche gli animalisti. 0292947222. Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate. Ciao. Senta, io volevo un attimino a quello che hai detto finora, eccetera, la Roma di nuovo tanti poteri di ritornare, ma io dico sempre, ma quelli del nord, dal nord soprattutto la Lombardia, Milano, eccetera, ma vogliono farsi prendere per il sedere da quella mezza Italia in giù là che dobbiamo mantenerle totalmente. Noi siamo qui, mi ricordo sempre quando diciamo qui pensavamo noi, anche i nostri, a solo lavorare e basta, e venivano su i dirigenti dei deputati senatori che venivano là a dirigere le regioni italiane. Ma cosa vuoi che ne sappiano quella della regione Lombardia, del Veneto, eccetera? Ma che razza di popolo stiamo diventando? Grazie, Ecco grazie. Sono parole sante che io ripeto spesso. Cosa ne sa Roma del paesino imboscato in mezzo ai monti in Lombardia, o anche quello imboscatissimo in mezzo alla Sila? È vero. Abbiamo dato più autonomia a Roma perché è un casino, fateci un giro e vedete cosa non succede a Roma, sperando che si governi meglio. Ora ci chiede 1 miliardo di euro, ognuno di voi chiaramente faccia uno sforzo, però adesso vogliamo una reazione sul fronte autonomia, è quella che abbiamo messo nel programma di governo, quella che abbiamo votato in milioni in Lombardia, in Veneto, e hanno aderito anche altre regioni. Questo è il messaggio che vuole lanciare Semivarin, mi permetto di farlo, ho un microfono davanti e penso di pensarla come molti di voi, penso di conoscere molti di voi, oltre che personalmente, anche semplicemente il motivo per cui ascoltate questa radio, perché volete un prodotto diverso e state cercando diverse soluzioni. Qualcosa vedrete che accade, ne sono certo. C'è ancora una chiamata al volo, la prendiamo. Pronto? Buongiorno signor Sembi. Buongiorno. Volevo segnalare, lei lo saprà già, che la sanità lombarda è diventata impossibile sostenersi, nel senso che una visita oculistica ci vuole 1 anno, ieri ho telefonato, o se no altre visite 3 o 4 mesi, ma bisogna andare pagando. Se io telefono allo stesso numero
facendo la visita privata, dopo poco tempo me lo danno. Questo è veramente fastidioso. E io ti mando un abbraccio e lo mando a tutti gli anziani che si trovano in queste situazioni. Ci troviamo tutti noi. L'unico consiglio chiaramente che posso dare, ma hai scoperto l'acqua calda semivarina, è quello di farvi spostare in qualche altra zona per fare quella visita, perché a volte in zone meno comode, più distanti da casa vostra, si trova un po' prima l'appuntamento. È chiaro che dovete appoggiarvi su figli, su nipoti, e sapete cosa vi dico? Appoggiatevi, chiedete a un figlio, a un nipote, a un amico una mano e vi fate dare un passaggio. Certamente, ne ho parlato prima, la situazione è diventata insopportabile, quindi diamo più autonomia a Roma, eccetera, ma dobbiamo risolvere assolutamente queste cose. Io ho aderito alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, non alla Lega per lo sterminio dei palestinesi. Riconoscere la Palestina è sacrosanto. Attenzione, perché se anche qualcuno di noi, tra virgolette, comincia a pensare questa cosa, vuol dire che potrebbe essere un pensiero trasversale. Non lo so, però questa è una radio che accoglie il vostro pensiero qualunque esso sia, e io lo ritrasmetto. Il figlio di Berlusconi vuol far politica a capo di Forza Italia, ovvero il partito dei ricchi, mentre Tajani ambirebbe a diventare il prossimo Presidente della Repubblica. Scelte assurde, poiché i personaggi non sono all'altezza dei ruoli. Lo hai detto tu. Mi devo fermare. Aspetta, c'è Stefano della Brianzetta. Dammi ancora 30 secondi. Grazie per avermi intervistato. Fate un giro sul YouTube della Brianzetta della Liretta. C'è un'intervista anche a Sammy Varin. Urge un po' di spiegazioni. La legge sull'autonomia di Roma è ancora allo stato di proposta di legge del governo. Deve votarla al Parlamento. Verrà emendata, corretta e non comporterà un cambio della capacità di spesa. Si tratta di una riforma costituzionale, sappiamo, e bisogna fare avanti e indietro Camera e Senato e magari anche votarla. L'iter non sarà velocissimo. Grosso modo Roma Capitale assumerà uno status pari a quello di una regione ordinaria. Stefano giustamente ci dà questa precisazione, noi la accogliamo con un ringraziamento, ma qua ci fermiamo. Sammy Varin vi ringrazia per la pazienza, per aver ascoltato questa strana rassegna stampa che ritroverete in replica alle 18, ma anche sul sito nel podcast di radiolibertà.net.